Vai. Eccoci qua, buonasera a tutti quanti, forza Inter, Juve merda come sempre, che tiene puntate straordinarie di interisti ma furlans, ovviamente settimane di Champions e quindi di un voli c'è che mi fanno, c'è che hanno fatto altre squadre, un voli anche alla prossima partita di campionato e un vario ed eventuale come al solito. Intanto, grazie a tutti quelli che non sanno veduti in comò, che non pensavi neanche io e neanche Agnol che a fossero così tanti. E quindi usi più che altro di scrivi altre commenti anche per Tiranos Quattro Porcos o Dinos Alc, giusto par, sapete anche ciò che pensai dalla roba che avete veduto. E noi lasciate un like, iscrivetevi, le solite robe che si dice su YouTube, ma fate cacchio che volete. Di Io sono base che... Manfred, eh? Sì, sì, no, di base che... Ecco, ovviamente, perché sei interista vuol dire che sei anche libero, se sia che te la mente. E quindi io sono Manfred, di altre bande dal schermo le Agnul, buone serate con noi intanto, e Agnul sto per dire prima che Tachin e dopo i Tachin, insomma, col vero argomento dalla serata. Forse Inter e forse Friul. Poi cominciamo anche tu a sbore. Ok, allora, intanto ovviamente benvenuti a cui qual è la prima volta che hanno sviato e bentornati che hanno già veduto l'unico video che vi ho fatto qualche di fa, che era la puntata 0, che chi è la puntata 0.5, perché alla fine insomma i Fevelin di un turno infrasettimanale di Champions, di come Cailade e di come Cailade l'Inter e ovviamente come che lo sapete, Cailade stra ben per noi, ma prima di Fevelà dalla partita in sé, allora un argomento che ieri discutendo un po' anche con il gruppo dall'Inter che vinco io amici, un fattore ne vorrei preoccupante, che sta chiappando tanti giovani, il discorso ne vorrei serio e, e noi, vorrei sapere anche se che tu pensavi tu, Agnul, i chiavetti di Bissek sono improponibili. Io non capisco, sin dal 2023 ormai, se vi ho tutti due, da Valderrama a Higuita, con voi non stai neanche con il tipo come si dice, a cosa, che tu mi hai mandato la foto che è 3D, che le vecchiaie, Taribo West. Taribo West, quindi Taribo voi fai West. Lì è la tradizione di Taribo West che venga riproponisi, ci sono 20 anni dopo, forse, alle e qui, Spirit dall'Africa Puinere che al dominio della difesa interista. E tu sai sì, che ma allora l'estero degli l'intrecciuto. africani sui chiavetti non si discute. Sì, ma cacchio, che lei è veramente un cazzo di spartiapa sul parchiere. Dio buono, anche un bel frutta, le spalate, le grosse. Dio buono, fate un cazzo di ta. Cioè, Dio buono, sono i cinesi, a Codroi, con 10 euro tu combini il TAI. Sì, va lì un secondo, sai che di Milano è dura. Milano, ma era cinese, prima Milano ti costa 10 euro, non anche dei cinesi, un taglio di chiavi. Quindi, è ne robe che comunque si 8 ore plain. Gli più giovani che noi hanno dei tagli di chiavi dal porco io, Improponibili. E non Chiale, sai che il non TAI sta di chi mi chiavetti lì all'estate fondamentale, ta fai fa che partite lì, cioè che il print team lì, per me questo io tutta la vita, perché l'ha giocato decisamente bene, per 16 il primo di esordio di titolare, comunque la prima volta, no? Secondo me ha fatto una gran belle partite. Sanchez Viodot che sì, però Sanchez Viodot che l'ha chiappato un giallo, no, non l'ha giocato male, assolutamente, rispetto alle partite di precampionato di merda che l'ha fatto, poi strascico di partite, forse la prima partita del campionato, ma non mi pensa, devi aver giocato tipo un quarto d'ora e dopo restare buttato fuori, o il Sì. contrario, all'attaccare. Comunque, fin come non deve assolutamente, non si era assolutamente faziosi. Ieri, sì, fino alla munizione, però si duca aveva tante gare, no? Ovviamente voleva farsi di giustamente, e quindi secondo me lì, tutti che designa Inzaghi, che al tira fuori il giocatore perché è stata moneta, in quel caso chi effettivamente, lo vedo anche Fevelat, scritto al gruppo, hanno il varese finire la partita.
sicuramente non vorrei finire la partita e Addirittura. essere stato buttato fuori. Sì, assolutamente, anche perché nessun, cioè, un imposto all'Udinese che il Salisburgo, pur squadrute, fra virgolette, cassedi, ha una squadra plena di giovani che l'età media è 22-23 anni, se no di Mancul, e a Corin a Canon. Alle come quando si va giù ai Campes, a Codroib, sempre in Feverani Codroib, che i vecchi, dai 30 volte ai 45 anni, a cercare di tenere i bot con i giovani, can 17 anni, 18 anni, a Corin par 150 minuti di Oh, ma continuo, anche, e poi anche Bissek alle inarrestabile, gioie, dato il anche punto. Bissek al core. Il problema di Bissek è che ha un po' da salvati, no? Ha mo Grace, Dio No, buono. E secondo me, allora... no, no, il problema di Bissek sono i Chiavei, prima di tutto. Quando cambierà il taglio di Chiavei, probabilmente, sono tanti giocatori che quando hanno cambiato il taglio di Chiavei, sono cambiati, eccetera, eccetera. Ma comunque, vabbè. Allora, che fa spunto proprio dalla fevelade su Bissek, o Bistek, come che mi piace chiamarlo a me, mi potrei proprio Quello che lo fevelare. clamin i compagni di squadre, tra l'altro. Ah sì, lo chiamano Bistek, perfetto. Che dici? Io sono un po' in avanti, no. No, Fevelin proprio dalla partita, no? Visto che sì, mh, una tua opinione veloce, proprio dopo di sentire a me sulla partita di ieri, sul passaggio proprio ai ottavi con 2 turni di anticipo, che dopo i vari individui con la Real Sociedad per il primo posto, ma in generale come che trascorre la partita e mi pare che queste volte tu sei arrivato a Viodile, no, per Sì, radio, sì, sì. quindi tu puoi Dinus, c'è che tu pensi. Allora, dal primo team, e non è neanche di chiacchierare perché è stato proprio nel non partite. Mi ricordate il secondo team contro il Bologna, cioè Robis di no, Disney dormidissima, cioè una partita inconsistente proprio. Dal secondo team, quando sono entrati anche che cioè, i pezzi da 90, si è veduta la differenza. Si è veduto che Vinci una discreta seconda squadra che però a noi squadre a sé, cioè non ha idee, non ha joke, è lì per giocare, ma non per vinci. Cioè noi costruite la seconda squadra noi costruite per vinci, noi come una seconda squadra dal City partiti, no? Cioè che ha Phil Foden, Alvarez, eccetera, eccetera. Però dal secondo team, per qualche sono entrasse che dopo Dinis, è stato proprio diciamo, che cambiare la situazione. Dopo io, su Darmian, pensi che veramente non sono più per Aulis per descrivere che il giocatore lì che si fa schiattare sempre pronto. Alla gioca bene al primo team, alla brillata al secondo team. Anche Bastoni ha fatto un'evoluzione importante, perché il primo team non mi era tanto piaciuto onestamente. Però ha dovuto entrare Lautaro, cioè ha dovuto entrare Lautaro, a parte che sto diventando un po' Lautaro sessuale, cioè mi plasmasse, Dio Cristo, me femmine mi Beh, perdonare. Ale un bielò, bel sguardo e dopo le È forte. un gran capitano anche, cioè avevi proprio bisogno, io alle 40 anni che ti fai Inter, io mi pensi due capitani che poi dici, cazzo, che chi sono capitani, Sbergomi e Zanetti, e finalmente come il Tiercio, cioè proprio te stupendo, cioè voliti, grinte, forze mentali, forze fisiche, fuori Biel di Odi, cioè alla Dut, mi plasmasse Lautaro. E finalmente due giochi che dicevi, camminavi in contro perché dicevi che non era una mese ponte, come anche ricordi si perché lei è un attaccante proprio di area, cioè lei è un falco. Se tu ti pensi, uno dei partiti precampionato con Spalletti, pensi il secondo anno di Spalletti all'Inter, aveva giocato contro l'Atletico Madrid e mi pare che aveva vinto 1-0 o 2-1, comunque aveva segnato un gol. E allora proprio il classic gol di rapina in acrobazie sul piantonute destri dall'area. Lui ha là che i colps lì, cioè ha dell'intuizione, secondo Sì, me, e fenomenale. fra l'altro Lautaro, tu potrai convenire con me che non fa mai gol semplici, o comunque fa sempre gol non importanti, ma bei, cioè proprio c'è il tir di fuori, la pacca al volo, sì, difficilmente, magari che proprio i gol facili a sbagli, perché sono maschi facili, secondo me è un campione, quindi ha bisogno dall'estero fa il gol appariscente, come dire così. Però l'importante è che, a differenza magari di qualche team fa, che era un po' più scostante, come a me proprio che la butta di dentro regolarmente e che è piace di nevore buttare dentro.
Sì, segno. Chiaro, io per vedere la partita, chiaro, le stesse idee, le stesse tue idee, la stavi lì con un'amica e dopo comunque la via fino al print team e mi stavo indormidendo perché non sapevi proprio se là su, io devo chiamare sul telefonino, resta a base, io devo sul divano. E, ed effettivamente io comunque, boh, la squadra aveva li suoi manchianti, perché non era la squadra titolare. Quindi squadra raffazzonata, però comunque in gestione loro correvano a mille, sempre corruta a mille. Il second tip invece alle come che l'Inter un po' consapevole della sua forza, ma come si può dire, come gli altri che giocano con la Suarez, no? Con la Pantiane. Quindi ti fai sfogare, io sotto sotto, comunque sempre tocchiamo i coglioni come che fai di solito, e mi dicevi, boh, ma che un gol non lo fai? Cioè, prima o dopo un gol fai. Anche se sarà il caso di metti dentro i titolari, no? In questo caso c'è la Noglu, può arena quet, perché il gioco è sempre, e è un po', non bullet, quet di stracche. Sta che ha bisogno di riposare. Fanno brutte Esatto, partite, ma esatto. è sta, dopo Duce che dopo Mkhitaryan Compagni, Mkhitaryan Compagni, praticamente che il buon Pippo Franco ha stalato un po' il debito di ossigeno e anche Carlos Augusto hanno fatto una partita eccellente o comunque dal Talisso Quardis, ecco. E Bastoni, secondo me, quando era tenuto la palla in mano, che non sapevi se voleva tornare, ha fatto un po' il coglione e non capivi il parcè che ha fatto il tipo di atteggiamento lì, però in generale, boh, un Frattesi che si è mangiato un gol davanti alla porta, praticamente l'ha regalato, ma va bene, effettivamente qualche mi ha fatto notare che il campo era nelle merde, sì. Piesa al vecchio San Siro di Vincenzo fa, però di che in generale la squadra mi è piaciuta. Un Fraduciu, oltre a Lautaro, ma ovviamente la stampa Velanduciu, ma noi le novità, alle Turam che alle veramente a qualche dunque addirittura paragonato a Adriano come il fa di tenere il ballone, portarsi via quattro oms e Sì, comunque al sì, sì. saltelon ovviamente manca il tir di Assiluro di Adriano, però ieri Thuram, allora dal principio non avevo neanche modo di potersi Fabiodi o comunque di poter, anche perché Sanchez alle differenti Lautaro, però è un cazzo di gran giocatore lì, Eh. cioè anche dal punto di vista di intelligenze, ma anche come persone, devi essere veramente, come che diceva Memari, una persone gustose che veramente sta facendo la differenza là davanti. E che guai se Alle togli... fidarte vigno for bene, cioè proprio te, Sì, modo sì, tanto sì, così, sì. però hai notato sì, lei è Togli fenomenale, il lei Bari, sì, veramente sì, parla bene, mi ricorda Cano un po', che è un puglia elegante Cano, sì, però sì, diciamo, sì, stato con che in qualche maniera, insomma quasi per caso ogni tanto, o arriva sempre a saltare fuori, due o tre obs, Dio Cristo, lei è sì, sì, veramente impressionante, cioè, ha una magia sì. dai pesci. Sì, sì, è veramente forte, è veramente forte. E quindi, boh, risultato giusto, perché comunque Lautaro appena entrato a beccare le traverse, dici che ovviamente non vi mangiate noi nessuno, a manco questi primi partiti, non vi vinci sempre beccate risultati che meritavi, anche con l'Atalanta in meritavi, quindi non fin come a contarsi. E quindi se avessi di fare una specie di up and down veloce dai 3 ore, 3 PS no, dall'Inter, non vi la sigla ma la varei un po' in davanti, magari Lui. con cui i giocatori di MFI, il giocattolo, eccetera. Secondo te i tre migliori o i tre peggiori o comunque due o tre giocatori che ti sono piaciuti poi e due o Sì. tre di Mago? Allora, io non dici tre migliori, dici tre che secondo me meritano una piccola evidenza rispetto a che altri, perché di Thuram e di Lautaro ormai cioè, si sa, si è capito a che livelli lì, però beh, un alle Barella che era ultimamente in calo all'entrata l'ha fatto veramente la differenza, cioè io do proprio del Barella al top, cioè con velocità di pensiero, inseriments, Bielis intuitions in verticale anche. Il secondo, i dicevi, aspetta, qui se che mi manchi qui. Anche se la gioca Aslani, poco, eh? Scusa? Aslani,
Aslani, esatto. E stava Atlani. giù a poco, e lei un senza voto volendo, però tu lui già che comincia, quando tocca il ballone, hanno fa scazzati. Cioè, alle giovani, però tu lui che comunque sta studiando il modo di inserirsi in squadre e non tornerà tanto utile, tanto utile un gioco così. Sperando che cominci a fare queste verticalizzazioni che facesse Cialanoglu, che faceva Brozovic, magari ti manco la balla e ci rendi sbassati manco il baricentro dalla squadra. Comunque a me Aslani mi piace. E il Tierch, un che mi ha, e anche a te che magari ti ha sempre un po' che, lo sai, lascia perplesso, io come mi sono convinto che Sommer non il portiere. Eh, io, tu sai che sono un anista tutta la vita e lo adoro, cioè, Onana per me era un libar portiere, cioè l'ha cambiato proprio, cambiato il modo di giocare dall'Inter l'anno passato, l'ha lanciato tanti pui, però come Sommer mi dà un bel po' di fiducia, perché alle clamate in causa è poco, perché evidentemente giù in bene in difesa e anche non faccio infiltrare tanti balli a centrocampo, però quando arriva, cioè è pronto, è uno dei portieri al manco battuto in Italia e uno dei portieri manco battuto in Europa. Sì, comunque tu giudici Ah, con Fiorenzo attaccante sia in Champions League che in Serie A, per cui fiducia, come sto diventate sommariano. ok, e invece che Cavagnu? Quindi Qua, fai Mkhitaryan, che faccio delle... Cavagnu, boh, io bastoni di là sul monitor, perché ultimamente sai che il suo valore, però ultimamente non mi sta convincendo. L'ha giocato un buon second team, che è un po' ma sicuro. Ma in generale, cioè, il second team l'ha giocato ben duccio, dai. Poi, cioè, a parte Cialanoglu, ecco, la partita, però cioè, si può sperdonare, perché è una rarità le partite sbagliate di Cialanoglu, per cui tre non arrivi veramente chiattanti. Tu Ma c'è di... boh, io così i confermi i tuoi app, però comunque i tuoi app, non metti Lautaro, perché ormai Lautaro è ne conferme, nel senso che è ne robe, un statuto, che si dice, boh, ok, lui non si può vai comunque, manco dal fietto, ogni volta che giù è più che altro per l'impegno, eccetera. E Darmian Compagni. No, io metterei comunque tai app, i spec alle scontate, però Turama è veramente cioè è arrivata a un cazzo a quattro bagheggi sporche e lì mi fa veramente un colpaccio. Metto anch'io Vedo me. Aslani, metto anch'io Aslani perché come, come cioè, i suoi lancio slungs, a mi ricordi in certi lancio slungs di Beckham dei tempi d'oro, che ha una delicatezza dal tocco veramente impressionante. Dopo, come ti ho detto tu, di migliorare sulle verticalizzazioni, eccetera, eccetera. Però fin come tanta roba. E un'altra app, come Kumo, non chiati, oltre che comunque vi già dite. Mentre Tai Down, bastoni, ma per l'atteggiamento, non sereni, perché secondo me non è intimo sereni in campo. E sì, anch'io, come, ecco, Sanchez, che non è tutto colpa sua, alla Corut, per l'amor di Dio, però effettivamente, ritornando al discorso che facevi mica tre volte, i vin un mio giocatore, che non è più il Sanchez une volte, e a Sidiot, che è un po' il fantasma di Cicalere. No, Calzedi, un Correa 2.0 assolutamente, grazie di Dio che è l'altra a fare questo e questo là che il può giovane lì. È E il Marsiglia. mio Castellina lì. Ecco, che non mi pensavi, può essere marsigliese. No, bisogna ti fa Però sì. Marsiglia che sta, bisogna ti fa Marsiglia perché se vanno in Champions hanno l'obbligo di riscatto. Ah, ok, allora sì. Allora sì. No, sì, Sanchez non arrivi in timo a Vio di lui, è che purtroppo i Vinkel, Lautaro la di rifiatare e vabbè. Comunque, chiudendo il discorso Champions, dal senso, a manco il par l'Inter, che è arrivata a qualificarsi con 2 giornate di anticipo, e salvata anche la Real Società dalla ultima partita, perché prima è col Benfica, a 0 punti e a ripartite come squadre principali dal Girone, come Beh, i Vevio eh, l'anno passato che non era tante robe, comunque. Ha avuto dei buoni gironi sì, l'anno passato.
e dopo, boh, cioè, io vengo sotterras, ma no, sicuramente in merito nostri, però dicono che se chi stu Joao Mario, grazie di aver segnato alla Juve di Veio Spedo Sfor, lo ringrazierai per sempre, Sì, però però c'è sì, stato da testa di serie sì, si sì, sì, richiate quasi, neanche fa sì, sì, sì. l'Europa League, comunque cazzo se loro mi sbatti i coglioni che squadrata di merda lì. Comunque, tornando a noi, No, ovviamente aspetta, l'Inter ormai ha fatto partirà il insieme. discorso Champions. Questa edizione della Champions è la prima dal 2004-2005 dove che si qualifichi in anticipo. Cioè non si è mai Lo qualificato. tornate di L'ultima volta che si anticipo, mi pare. qualificasse in anticipo era il 2004-2005, se non sbaglio, era Cooper, cioè un Inter verticalissime, cioè era in giù addosso, se non sbagli Cooper. Quindi Mhm. hanno ben segnato, secondo me, di una squadra che cioè, è pronta a grandi obiettivi. E per me tu sai che l'obiettivo è la Champions, sempre e solo Champions. Lo dici che Boh, regaleresti comunque, la seconda stella al Milan, che comunque non vincerà mai, ma la Champions è il vero obiettivo, secondo me. ma chiaro, allora ecco, su quel discorso lì tornerei magari un'altra volta, magari con altri interventi di altri int, perché è sempre il dibattito che sta, no? O in generale, ma preferiste poi il Scudetto, poi la Champions? È ovvio che tra un mondo perfetto, si vince di tutti i dos, poi la Coppa Italia, quindi, ma se già sta perfetto una volta, sarà ne vorrei difficile ripetersi, ma spero di ripetersi più spesso, con doppiette, triplette, eccetera, eccetera. Però, allora, chi sta anche per una questione di statistiche, ne vorrei difficile arrivare a fare un'altra finale di Champions. Ovvio che tutti lo speriamo, però i anche di VOD il campionato, perché una roba che noi interisti non possiamo sopportare è che i milanesi, o comunque quel Milan, a, arrivano a fare la seconda strada prima di noi. E mi allaccio a questo argomento proprio per fare un breve scorso sugli italiani in Champions e al Milan, di cui ti rivelavi proprio dei 3D dal discorso di Leao paragonata a Dumfries, che cazzo, che se era lì era in giornate, io ho avuto la possibilità di arrivare io delle prime di dormidimi dopo il 2-1, ma non per la partita in sé, perché la partita era ne vorrei bene, ma proprio perché quel fra Frost lavoro, eccetera, eccetera, beh, come Duccio. E è stato veramente un Milan, buon Tosto. Milan, bien Milan, veramente non so la che hanno tirato fuori tutte queste voglie di rivalso, c'è, veramente non lo capisco come can fa, ma ben per loro. E le aula fa la differenza. Perché probabilmente che se era lì, non sai c'è il cazzo di Santon che l'ha preato, c'è Berbe che l'ha fumato, ma all'era un treno, all'era di Parduto, a Salta Veduto, cioè proprio il giocatore che ti fa la differenza. Però, come che dicevi, ha il mal dal Milan, perché magari come che ha fatto vincere con il PSG e lì prossimi che tu hai con il Newcastle e con il Borussia, magari tu la capista al culo. Quindi loro hanno fatto tante feste, Tocca a sì, per l'amor di lei, Dio. tocca a lei. Esatto, esatto, esatto. Però appunto Io volevo non mi domandare a te, no? capaciterei, non mi capaciterei, mo sono che vi che scudelli. Cioè, veramente, io non mi capaciterai, non mi capaciterai mai, capaciterai mai, onestamente. Cioè, io non l'aiuto nelle squadre competitive, il Milan, ti dico la verità, ha qualche fiammate, come dice Bobo Vieri, qualche fiammata, ma qualche buon elemento, secondo me è un buon E allenatore, comunque secondo me è un buon allenatore che si fa ben Lotus un po'. Cicli, che il Lotus Cicli è un buon giocatore, è rientrato dall'infortunio, c'è, cazzo, è buon, a manco pare che pochi partiti che hai dovuto fare. Dopo è sempre il Milan, secondo me, di 3-4 anni in ca, che quando ha vinto il scudetto, come tu hai detto tu, è stato graziato, c'è un insieme di robe strane che ha detto, boh, vabbè, di vincere il Milan e Lo vin era pierdut lì. nu e lo vin pierdut malamente Sì, proprio, sì, sì, malamente. assolutamente, A assolutamente. stupidire proprio. E quindi anche l'anno in davanti con gli Score Champions, viene un Milan che l'ha vinto col PSG, ma lei comunque secondo me è un paid for, perché arriva a fare due vittorie con Newcastle e Borussia non è tan facile come che crolla in tutti i milanisti. Sull'onda dell'entusiasmo, ma secondo me dopo sto qui pronto a sei smentiti, il Milan comunque al finirà in Europa League e fieste finite per loro.
mentre il Napoli alla pareggiata, 1-1, e col Feyenoord, no, giusto? No, con E Hertha. La Lazio ha vinto un Hertha. Immobile e Vonde, giusto, mi pare, no? Sì, esatto. Quindi, No, il quindi Napoli sia ha Napoli. pareggiato con l'Hertha. Ah sì, è vero, sì, col Berlino, là, credo che ha due Bonucci. No, no, sì, 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 è vero, è vero, Sì, sì. è vero, è vero. E, Sì, la Lazio ha vinto. Sarri ha tirato une teghe psicologiche a Mourinho di settimane che dite lui vi fa la guerra e altri si sa farsi un amichevole chiacchierando la Slavia Praga, lui ha perduto 2-0. Mourinho si era reggio chiappate, perché Sarri non la rispetta perché altri squadri, però Sarri conosce perfettamente Mourinho, tutti i suoi tattiche psicologiche e Sarri ultimamente mi sa che è più furbo di lui. Non sai se a questo punto sarà il crollo verticale della Roma, comunque prima del derby tanta roba. Alla Piatne Biele Mice, Sarri. sì, sì, Io d'altronde, giuro, dopo il Fevellarin dal prossimo turno di campionato, io sto per fare un mini pronostic, per anche per la sarà la puntata 0.5 di UE. I E, vin 6 minuti e 10. ok, allora io direi, visto che vi in post minus, facciamo già una specie di pronostic, parla, come si può dire, per il weekend di campionato che sta arrivando, perché dopo sono di pause dalle nazionali. E allora di rilievo, i vin appunto per noi Inter, il Frosinone, e dopo i vin il Milan, tra l'altro hai perduto la pagina di Inter, anzi mi si è completamente piantato il computer e sto dal tutto. Benissimo. Quindi sto sul computer sul mando, dimmi tu per prendere il prossimo turno di campionato. Comunque la Juve col Cagliari, il Milan con Lecce mi pare, il derby di Roma, Lazio-Roma, o Roma-Lazio come non mi penso, qui dato che il 2 in chiesa, e Allora, Blonde, ma innanzitutto, per finire il discorso Champions, scusa, dopo sì, un epilogo prima di passare al campionato. Cioè, il discorso di volere la Champions, poi da scudetto, è un discorso di mentalità, perché cioè, non tu puoi dispensare che una squadra come l'Inter sia una squadra di seconde fasce. Se tu vuoi essere una squadra di prime fasce, tu devi portare la Champions. Se tu vuoi essere una squadra come il Barcellona, il Manchester City, il Real Madrid, cioè, che tipologia di gotta dalle squadre, i tu has di pensare sempre, ti svelo l'ossessione dalla Champions, perché con che ossessione ti l'hanno passato, è il miglioramento che vi è venuto a livello mentale, che stanno 9 per se arrivassero alla finale di Champions, che vi è perduto, anche che, boh, non sono stupidi via, però cazzo si poteva fare di più, cioè non era scontata la sconfitta lì, né prima né durante né dopo. E chi sia il discorso, lo torniamo a un'altra volta, se ti va. Comunque, boh, partite di comunque Serie A, i Wings, sì, Sassuolo Salernitana, 1, d'accordo. Genova Verona, chi è Biele? Io sono un po' che tifi Genova per se chiama fra di caltifa Genoa e per che mi plasmasse Gilardino come personaggio e quindi metto 1. Io invece Meddoi. Ok. Lecce Milan, io metto 1 proprio per religione. Anche perché il Io Milan metto sarà on X. extract da X, detto. Io metto, sì, sì, X. Ok. Juve Cagliari, allora il Cagliari vendi 3 vittorie consecutive, se non sbaglio, 2 in campionato e una in Coppa Italia, o sbaglio. Sì, sì, E boh, la Juve c'è campionato, Ranieri contro Allegri, cioè praticamente il signore contro l'animale proprio. X, 2. X. Adesso mi giuro Bravo. a dire, così io la giuro a dire. Sì, sì. Monza-Torino, che chi sarà la bella partita, perché il Monza sta crescendo, ha avuto un inizio difficile, però sta facendo i risultati. Torino ha vinto l'ultima, se non sbagli, e l'ha vinta anche a Van de Bank, se non ricordi male, contro il Sassuolo 2-1. X. Monza-Torino X. Sì, sì. Napoli-Empoli, Uh, Empoli che si sta richiappando a Van de Bank, ma secondo me che chilo non fish. sì, sì. Fiorentina-Bologna, bene partite. Io chi pensi Scom- che... C'è Robè? sì, secondo me o un X2, ma sì, non vince la Fiorentina.
Metti X, dai. Possiamo le partite di X, di studi, che si studi, che non vadano a Mhm. rischiare. Udinese-Atalanta. Udinese reduce Eh, dalla vittoria contro il Milan, ragazzi, ma di cosa parliamo? Appunto, l'Atalanta reduce dalla sconfitta con l'Inter. sì. Secondo me finisce Secondo a me, parità. Qui. no, secondo me è un doi. Mi dispiace per l'Udinese, ma sarà un doi. Lazio-Roma. Ciao, l'Udinese non ha mai vinto in chiesa, eh? Eh, Vincerà contro l'Atalanta. Possibile. Dai. Lazio-Roma, che chi è Biele? Un fis. anche secondo me. Secondo me, gli voi giocano in 4-0. Audace. Inter-Frosinone, no, non mi sbilanci. No, Però no, uno fis, uno fis. un fis. I Comunque, Cugin, i Cugin, non è partite di sottovalutare comunque. Sai che dici, no, tutto con no, le no, sfiore, assolutamente, squadre in assolutamente. campo che stanno. Ok. Eh, Ascolta, 3 minuti binnen, un. 1 minuto e 10. Bon, ok, allora io ti passerà, us riguardi se il video si è preso di lasciare un like, un mi piace o anche un non mi piace, mettete il cacchio che volete, sono ridotti i commenti, se volete iscrivetevi, poi che altri per vedere aggiornamenti sui nuovi video che vengono fuori, se volete attivare la campanella per avvisare quando verranno fuori i prossimi video. E ricordi sempre che noi siamo interisti ma Furlan e i film non si riteniamo dai content creator ma dai creators content e quindi ovviamente per fare dall'Inter Inter e dintorni e lui e io saluti Duc, saluti Agnol, ti ringrazio per la Ultime compagnia robe come sempre. velocissime, perché sta sedendo. Un ringraziamento a Massimiliano che nos ha segnalato il nome interissimo, perché noi sin dalla media furlane, dalla plane furlane, si giocare e si scrive un po' che disegno no academic. Sebbene che tipo me fra di Genoa, lei insegnando di furlan, e ogni tanto mi bacchetta anche lui. Per cui, no, grazie, interisti. CG. Bueno, Vi la pagina alla Facebook. prossima allora. Grandi a tutti. Ciao. Ciao.